se riusciamo a vedere se è uno sprint o se è un arrivo in gruppo, ma come capita spesso in queste gare giovanili l'arrivo è una dietro l'altra. Sì, è così anche questa volta. E partiamo con l'applauso fra pochissimo, quando entreranno gli ultimi 50 metri. È il momento di andare con gli applausi. Tutta da sola il numero 262, bella la falcata di Alessia Schwanauer di l'OS Sfera, e via via tutte le altre, tutte le campionesse. Per noi siete tutte delle campionesse, atlete vedete ormai abituate anche dalla spinta, si vede che queste atlete stanno imparando molto bene la corsa. Applausi ancora, perché fanno anche i conti con l'acqua e con il tracciato scivoloso. Ancora applausi, sono tantissimi, se lo meritano davvero, perché sono le ultime gare all'aperto per loro. Ricordiamo che gareggiano per il centro sportivo italiano CSI in sigla, ma non è finita ancora la bellissima fotografia in movimento di queste atlete. Ci sono ancora degli arrivi, chi sta più sulle gambe fa più fatica, e noi la fatica la rispettiamo con un grande applauso. Ancora, visto che ci siamo, applaudiamole queste atlete. Vediamo un po' che cosa succede. Sta per concludersi dunque la gara ragazze, e andiamo a salutare queste due atlete. Non se l'aspettano, ma noi lo facciamo questo applauso per il 202. Lei è Aurora Bernardi, brava Aurora, e con la 223 Elisabetta Frioli. Wow! Tra poco premiazione.